nuovo viaggio, una nuova impresa verso un evento che è assolutamente unico e storico nella vita dei sardi, nella storia della Sardegna. Il fatto che si possa finalmente esprimere il proprio pensiero, la propria opinione rispetto a una scelta esistenziale, una scelta di governo, che è quella appunto che riguarda l'indipendenza della Sardegna. Sapete bene che dopo anni, centinaia di anni, millenni di storia sarda, sempre improntata alla dominazione, finalmente con questa iniziativa si dà l'opportunità di conoscere qual è la volontà vera dei sardi, che sono i diretti interessati, che sono i titolari del diritto ad esprimere quello che è la loro volontà. Come sapete, il quesito che il movimento di Maluentu Pari propone alla popolazione sarda, e che appunto per questo adesso sarà oggetto di raccolta delle firme per poter proporre il referendum, il quesito è proprio in questi termini, perché se d'accordo in base al diritto internazionale delle Nazioni Unite al raggiungimento della libertà del popolo sardo con l'indipendenza, quando mai prima d'ora ciascuno di noi, ciascun sardo, è stato posto nella condizione di poter esprimere il proprio parere, la propria volontà rispetto a quello che è il governo della regione, della nazione che si accinge a diventare nazione sarda. Questa è la prima volta ed è per questo che io personalmente, ma credo anche ognuno di voi, sente in maniera particolare l'importanza di questo momento. Un momento che noi non ci stiamo prendendo in maniera arbitraria, ma che ci viene invece riconosciuto da un principio internazionale, appunto, da un principio giuridico che è quello di autodeterminazione dei popoli. Che cosa consiste? È un principio che è nato prima in termini politici, prima che venisse affermato giuridicamente, e che è quello appunto che riconosce il diritto di un popolo a decidere autonomamente, a scegliere autonomamente il proprio governo e il proprio regime politico, la forma politica del proprio regime. È una norma quindi che è stata comunque codificata a livello internazionale, in particolare dopo la seconda guerra mondiale, perché appunto all'esito di un conflitto così grave nella storia dell'umanità si è voluto in qualche modo riunire gli stati e cercare di creare le condizioni per una pace duratura. Le condizioni minime perché potesse essere garantita questa pace duratura erano appunto quelle che gli stati si riconoscessero reciprocamente e riconoscessero anche la necessità di sviluppare tra le nazioni delle relazioni amichevoli fondate sul rispetto, sul principio dell'uguaglianza dei diritti e soprattutto sulla possibilità, sul diritto dell'autodeterminazione dei popoli, perché fosse riconosciuto a ciascuna popolazione il diritto ad autodeterminarsi, a scegliere autonomamente questa forma di governo. Questa prima forma di espressione, di affermazione del principio di autodeterminazione è stata posta nella Carta delle Nazioni Unite subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, ed è appunto la Carta delle Nazioni Unite di San Francisco del 1945. Cosa ha fatto l'Italia? L'Italia era comunque uno Stato che ha partecipato alla stipula di questa Carta e successivamente, trascorsi 12 anni, nel 1957 ha ratificato i principi contenuti in questa Carta dei diritti. Il che significa che l'Italia, proprio con la legge di ratifica del 1957, ha fatto propri tutti i diritti contenuti e tutti i principi contenuti nella Carta, come legge propria, e pertanto si è vincolata e si è obbligata al rispetto e al raggiungimento degli scopi che sono propri appunto della Carta. Successivamente c'è stata un'ulteriore elaborazione in termini di diritto internazionale. Si è approfondito e si è affermato ancora con maggior rigore questo diritto dei popoli.
per cui è stato affermato che tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione, devono decidere in virtù di questo diritto liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico e sociale. In una parte iniziale di questa ulteriore evoluzione normativa, che è appunto quella del 1966, sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, è però fissata questa volta in maniera assolutamente forte quello che è un obbligo degli Stati che fanno parte degli Stati Uniti, delle organizzazioni degli Stati, e che è appunto quella che gli Stati che sono parte del patto, che ha sottoscritto questi accordi, devono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite. Cosa significa? Che tutti quelli che hanno partecipato e che hanno stipulato e hanno sottoscritto questo accordo si obbligano a non contrastare l'esercizio di questo diritto da parte dei popoli, quindi a favorirlo, e sicuramente si danno obbligo appunto di mettere in atto tutte le condizioni affinché questa autodeterminazione possa realizzarsi. Queste sono le norme che vengono utilizzate in questo caso per la proposizione del referendum, perché si tratta appunto delle norme che possono essere richiamate dal momento che anche questa che ho appena espresso è stata ratificata dall'Italia con una legge del 1977 e che quindi fa obbligo a tutti come legge appunto dello Stato di rispettarla e di metterla in atto e di renderla esecutiva dall'esecuzione, rende possibile appunto avviare il processo di autodeterminazione del popolo Stato con metodi assolutamente legali. Perché insisto sulla legalità di questi metodi? Perché è ovvio che non vi devo stare a insegnare, a dirvi che le istanze indipendentiste portano naturalmente a voler separare la Sardegna dall'Italia, e come qualunque altra istanza indipendentista lo Stato reagisce in questa situazione sentendosi sicuramente destabilizzato e quindi ponendo in essere delle reazioni. Ora, io credo che si possa anche ricordare che cosa è successo 30 anni fa, perché questo non è un movimento nuovo, non è una spinta che nasce oggi, ma è sicuramente un percorso che ha radici lontane. Ora, 30 anni fa c'era stata appunto una forte istanza indipendentista che si stava realizzando e che però è stata considerata una cospirazione dall'Italia, è stata repressa dall'Italia con l'arresto, la condanna di coloro i quali erano stati appunto accusati di porre in essere un complotto separatista, in particolare Meloni qui presente e gli altri indipendentisti che avevano partecipato a questa attività, e addirittura con la perdita per quanto riguarda Meloni del diritto di voto per aver avuto l'interdizione perpetua. Cosa significa? Che lo Stato reagisce quindi come può, come crede a queste richieste, a queste spinte del popolo che vuole appunto rendersi indipendente. Per oggi invece possiamo comunque utilizzare e utilizziamo la forma massima di consultazione democratica, che è quella appunto del referendum, dell'istituto referendario, e la utilizziamo facendo proprie appunto, facendo nostre quelle che sono le norme di diritto internazionale che riconoscono senza alcuna eccezione la possibilità e il diritto appunto al popolo di rendersi indipendente. Credo che questo sia l'informazione minima, la spiegazione minima di quello che stiamo andando a fare. Una raccolta di firme che deve portare a presentare la richiesta di referendum nei termini che abbiamo detto. Credo, e ne sono convinta personalmente, come donna sarda, come madre, come professionista, che questo sia il momento più opportuno. Questo sia il momento. Esatto. E allora credo che ci si possa augurare buon lavoro a tutti quanti, e per le motivazioni più strettamente politiche lascio la parola al dottore Meloni.
la motivazione politica non semplicemente questa volevo usare queste cose non ne avevo cantato spiegato da oggi ormai volevo non stare d'accordo dei film per cui domandavo già ai calos di firmare ai sindaci detto di conoscere questa cosa di autenticare i film in ogni comunque votavo su era devotato sul supporto già i documenti in modo che in ogni comunque dove dire se lo candidato vuole stare a cosa del prima, cioè in agosto, è una cosa meno importante. Questo, sicuramente devo andare a fare un referendum e domandare su Stato di sua indipendenza, in tutti i 377 comuni della Sardegna, in scheda devo firmare due depintessi, in modo che non ci sia educato di casa, devo anche almeno 6 anni. Per me non è giusto che si domandate firmare, per cui diventa la responsabilità collettiva. Questa, tutto Stato di intervento come stanno su andiamo sulle di poi proibite su fare risorse, così o no? Giusto, no? Questa noi dobbiamo fare una cosa super. Poi, pensare questo, un abitacente che ha 400 abitanti, come se voi dovete andare, lo dite per fare questo. Con 400 abitanti vi hanno tutti diritti come te le castelli, i castelli sono facili, ma questo su 400 persone lo potete domandare. Si deve domandare con suo voto la terza di questo referendum, ma non deve domandare in modo se firma, poi c'è questa comune, questa firma deve essere rappresentata. Adesso, alla fine mai un impiegato comunale deve firmare tutto, ma questa firma deve essere in corte d'appello. Noi abbiamo fatto dei vari conti, cioè in corte d'appello, ben firma lo deputati, la scheda di ogni comune, cioè del 360 zerti bites, lo deputati da scheda. Imbrazzata tutte le popolazioni globali, questo si rimane molto importante dall'estero, deve spiegare come vai, diciamo di scheda, e tu dai il suo consolato e appunto obbligato a autenticare questi punti esteri. Per cui i punti all'estero, i punti dominanti di Dublino, di Germania, da tante altre cose, in automatico, bene, si rappresentava sul momento di dicevano, e cioè il Emilia alzato che ogni interviene su quel gusto o meno. Perciò il gusto deve diventare una volontà popolare che oggi, per fortuna nostra, è qualcuno che sarà usato sui punti menzionati, questi giornalisti dominati in now, si usano a cosa comunitaria, questi trovati 8 dispersi, 140 gradi, che viene a bordo del Sanaro. Per cui non si deve fare tutta questa Sardegna, che ci sono notizie, che ci sono parlare dei familiari e annessi connessi. Per cui su questa faccenda è che c'è questa cosa romana che racconta un po' di sul nostro, ma noi sul problema non lo daremo, perché su noi a parlare con le conferenze stampa, sul loro e torna che si è voluto, c'è un problema con lui. Perciò, in modo a chi vuole fare i trasmettere in Facebook, YouTube e di seguito, e sul problema non si può andare a scrivere, per questo motivo succede questo, ma oggi è tutto. Perciò il modo finanziario e ci andava. Quindi ci sarà una seconda. Ma che termine? E adesso ti volevo a Noro, ti volevo a Italia, ti volevo a Sassari, ti volevo a Ogni questo i miei leaders andavano. A me che non devo dato, mi dava bene le cose, fare una cosa, questo video, andate tu adesso. Ma comprendi? Poi ma no, perché da Ogni Loro si sono arrendi. E il suo problema di coordinare di autenticare. In ogni ci ha fatto un consigliere regionale, per esempio, se attenti di un film, si usa a posto. Chi ci ha fatto un consigliere provinciale, si usa a posto voluto la provincia. Poi te che lui si è autorizzato a autenticare il film di Ogni Loro. Ma c'è un fatto, a me per esempio, mi sembra che si mangiava pane d'olio avevo i papesi sui Venezuela, non stanno lasciati da noi, uno deve fatto per mani a lavoro, o di nai, subito, e non è allora che succede da chi dorme su bar, chi dorme questo è o meno, però sul problema è autentica. Però gente disposta a firmare, posso garantire che ce n'è finta nera, messo coso. A un altro? Sì. C'è. Sono qui. Tiene da firma, tiene da scandatura e abitadore firma. Tutti subito. Per cui
non proprio. Mi sono già messo d'accordo. A me, per lui no. E fai l'altro film che ho e di là, tira da te, devo mettere sindaco addirittura. Renzo e non mi questione, io sono sindaco di Margagione, del Peter, del Borea, del Cilano, per cui la gente, i sindaci o i consiglieri comunali non mi hanno tutti disponibili. Perciò davanti a questa gente, certi, ma chi non può indipendentista, Polinari, no? Però a punti pronto a poi in corso, anzi nata ultima volta la bella e sempre in modo insomma può usare diventato. Perciò si deve fare forte no, tutto, non si deve che stai esulta in un certo senso, ma il stato quando bisogna domandare questo su voto o meno, siamo sicuri che c'è tante sorprese, promane su rivale, questo giustamente come stanno prima, poi quest'anno, visto che non c'è stata maledizione mai, era nato il fasciato, che c'è tutto, che nasce guarda di gentili, e noi dobbiamo abituati a combattere contro queste cose pur giusto farlo. Non ti sfasciato, è famosa! Allora, perciò, sempre ai nati, e porta avanti. Facciamo una panoramica. A tutti. Faccio indipendente. Devo volerla. Questa curva,